Buongiorno a tutti, grazie per essere con noi anche per questa chiacchierata di nuova pedagogia con un nostro grande amico. Io non ho bisogno di presentarvelo, Eugenio Miccoli di Me Più. Grazie Buonasera. Eugenio per essere con noi. Grazie a Per te me dell'invito, Adele. io sono molto emozionata perché io sono sempre stata quella che è stata, fra virgolette, "intervistata" da Eugenio, Anch'io. intervistarlo. E per me è la stessa cosa, perché sono sempre quello che intervista, quindi essere intervistato mi Infatti lascia sei un po'. pronto per le mie domande? Ci proverò ad essere pronto. Allora, il motivo per il quale stiamo facendo queste chiacchierate è seminare buone forme pensiero. Siamo stufi di vedere, il martellamento mediatico del mainstream che ci fa vedere tutto catastrofico, tutto invece noi della nuova pedagogia pensiamo che sta andando tutto bene e che sicuramente quello che si dice grande reset non è quello che credono che sia, perché ci sarà un cambiamento e il cambiamento siamo noi. Okay? Siamo noi che viviamo e creiamo alternative a questo sistema ormai, non dico caduto, io direi proprio in decomposizione, okay? Per cui noi siamo già. Allora immagina che noi siamo già nel futuro Mh-mh. e, la prima domanda quindi riguarda il futuro. Eugenio, tirati fuori dalla forma pensiero che stai vivendo adesso e dimmi come lo immagini il mondo, l'informazione soprattutto del futuro? Beh, questo è un domandone complicato, nel senso che, se dovessimo basarci sulla struttura dell'informazione oggi, come hai detto tu, potrebbe essere dominante quell'informazione più finanziarizzata, più collusa con determinati interessi, soprattutto se sono sull'onda, diciamo, della digitalizzazione, della virtualizzazione dei rapporti o anche, ad esempio, di quella grande fetta di mercato che si sta aprendo, che è il green. Allora, Questo però è il un'informazione. presente. Sì, è No, in immagina proiezione. come vorresti tu. Se io dovessi proiettare sulla base Oh, attuale sarebbe questo. Se poi dovessi in realtà fare una considerazione che penso potrebbero fare tutti, ovvero che così non sarà sostenibile troppo a lungo, necessariamente l'informazione dovrà trovare altre forme di esistenza e, e secondo me internet fino a oggi, poi bisogna vedere quanto cercano di imbrigliarlo, però è eccezionale sotto questo punto di vista perché è estremamente democratico. Quindi se una persona ha delle cose da dire, fa delle cose in maniera corretta, fa delle cose fatte bene, fa delle cose belle, fa delle cose costruttive, fa delle cose che creano curiosità, viene data credibilità a quella persona lì. Questa credibilità fa sì che poi magari aumenta il pubblico piuttosto che la diffusione dei contenuti, e la diffusione dei contenuti a sua volta rende le persone gradi di libertà rende alle persone gradi di libertà ulteriore. Quindi, necessariamente, probabilmente almeno, come dice il nostro amico Francesco Neri, la speciazione in atto scinderà in qualche modo la, la popolazione o comunque diciamo le relazioni più che la popolazione. Una divisione che noi dicevamo anche nell'ultima volta che ci siamo incontrati su Me Più probabilmente, Adele, che con ogni probabilità c'è sempre stata. mh. In questo momento, in questi ultimi 2 anni, diversi fattori hanno fatto sì che la separazione diventasse una fine della possibilità di convivere, perché fino a prima del cinema che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni, noi potevamo convivere nonostante differenti. Quando noi ci siamo incontrati la prima volta a Teatro delle Sedie, quante persone c'erano in quella sala che probabilmente erano molto distanti da noi, ma erano lì con noi? Questa cosa qui difficilmente, anzi, questa cosa qui ha smesso di avvenire durante il cinema che abbiamo vissuto negli ultimi 2 anni e mezzo e difficilmente tornerà ad essere come prima, proprio perché c'è stata una forte separazione tra le posizioni, tra, ehm, diciamo, tipologie di persone differenti. Quindi il futuro dell'informazione fondamentalmente dipende dagli stessi fruitori, più
più che da chi fa l'informazione. Perché, come abbiamo visto prima, il meccanismo di internet che concede credibilità, autorevolezza a chi viene riconosciuto un valore, ci dà la possibilità di avere sempre di più col tempo un'informazione, ma una cultura, una divulgazione sempre più raffinata, tra virgolette, pulita, sempre meno collusa con determinati interessi, perché poi c'è anche quello di discorso. Se io devo farmi pagare da degli sponsor per in qualche modo comunque dovrò rendere conto a quegli sponsor. Oggi stiamo cominciando a vedere che fortunatamente i mercanti, come li chiama il nostro amico Glauco, non tutti necessariamente hanno la necessità di controllare l'informazione e quindi ci sono alcuni che, come si fa informazione in modo etico, fanno un mercato in modo etico. E quindi, che ne so, penso ad alcune aziende piccole magari che ci propongono sponsorizzazioni a persone come noi, no? E che io effettivamente ho ritrovato in queste persone una pulizia nel dire: guarda, a noi non interessa quello che tu dici, a noi interessa il fatto che tu fai un contenuto di valore. Quindi se possiamo sponsorizzarti, avere in cambio un ritorno di visibilità, a noi fa piacere, non ci interessa cosa fai tu, non ci interessa qual è la tua posizione politica. Io fino ad oggi ho sempre, diciamo, un po' sviato su questo tipo di proposte perché preferisco essere totalmente svincolato da qualunque tipo di relazione di questo genere. Però c'è da dire che si stanno aprendo anche questo tipo di realtà. Quindi anche aziende piccole, anche realtà come la tua magari, che potrebbero diventare un giorno gli sponsor di determinate entità editoriali piuttosto che blog e cose di questo genere. Quindi Perché c'è un risveglio in alto. C'è comunque cioè come dici tu, ci sono anche imprenditori eticamente corretti. Cioè c'è un cambiamento, anche in questo che stai dicendo, voglio dire, lo vediamo. E sempre di più sarà così, io sono certa di questo, guarda, perché la coscienza sta cambiando. io credo che si stiano radicalizzando le posizioni. Mh-mh. Quanto la coscienza stia cambiando nel complesso non lo so, sinceramente. Cioè, la Ne ho più coscienza, sentore io, per quello che faccio io forse. ti faccio una domanda però, la coscienza è distribuita sul pianeta in maniera uniforme? Non lo so, Chi lo sa? nessuno lo può rispondere. Il maestro tibetano ti direbbe che l'umanità, diciamo, si sta risvegliando, quelli risvegliati sarebbero circa il 40%, Mm. che non è poco, eh. Che non è poco, però evidentemente c'è quel 60% che ha ancora estremamente troppo potere militare, No, non è il potere economico. militare, è un ristretto gruppo che domina quel 60% perché lo tiene nell'ignoranza, perché lo fa dipendere economicamente dal sistema. Cioè è chiaro che i risvegliati la prima cosa che fanno cercano di staccarsi dal sistema, vanno verso l'autoproduzione, Sì, vanno scusami, verso quando mi correggo su una cosa, quando io sì, dico militare, intendo la capacità di importi delle cose con la forza son d'accordo. e con la capacità economica, diciamo. Son d'accordo, però io quando parlo di coscienza, parlo anche di persone che non hanno paura di morire, perché hanno trasceso il Certo, concetto di morire. Nel momento che tu non hai più paura di morire, non è un caso che il laboratorio sulla morte fa parte del percorso di scolagire, per me è fondamentale. Quando capisci che la paura della morte è una truffa che è stata perpetrata nei secoli sull'umanità, e allora a quel punto io perché vivo serena? Perché non sono legata al mio corpo fisico, sono più legata alla mia anima. E credo che le persone che adesso si fanno corrompere, più che il bene del corpo fisico, loro vendono l'anima. E vendere la propria anima è molto più grave a livello animico, a livello ma karmico, capisci? credo che ci sia anche una questione. Allora, è sul concetto generale di risveglio che io forse sono un po' perplesso, nel senso che, ehm, ripeto quello che ho detto prima, credo che ci sia una radicalizzazione delle posizioni, nel senso che chi si stava svegliando è molto più sveglio di prima. Chi era su un cammino
anche se sono parole, tutte parole molto, molto, che lasciano molto il tempo che trovano, queste, risveglio, cammino, eccetera, eccetera. Chi però aveva intrapreso un percorso che ehm, tentando di tirarsi fuori dai condizionamenti che lo rendono non libero, quindi ad esempio la paura della morte, piuttosto che tante altre questioni, in questo momento sicuramente c'è un'accelerazione, senza Sì, ombra di dubbio. sì. C'è una, si va più in profondità, ecco, c'è più profondità nel percorso in questo momento. C'è anche Dall'altra più parte chiarezza, c'è anche più chiarezza, dall'altra parte c'è anche più confusione sotto alcuni punti di vista, ma perché non quelli che sono da tempo su un sentiero. però ad Que esempio degli altri, sì. molti vengono incatenati, vengono imbrigliati dallo spiritualismo, dalla New Age, Sì, da e ho tutte. fatto un video su questa cosa e tu me l'hai mandato in onda, E ha quindi fatto vedi anche un sacco di un visualizzazioni sacco di perché è una visualizzazioni, quindi abbiamo perché toccato un nervo. perché assolutamente secondo me è una cosa che viene percepita tantissimo, cioè Guarda che, soprattutto l'élite usa la spiritualità, cioè certo. c'è spiritualità e spiritualità. C'è una spiritualità Spiritualità e diciamo spiritualismo direi. mh, c'è una spiritualità, come devo dirti, forte e ben radicata e c'è chi usa lo spiritualismo per fare business, per, Ulteriore controllo. buttare fumo negli occhi, per Perché se tu mi controllare. dai una regola dove io tutte le mattine devo fare quella praticuccia lì e perché se non la faccio sono cattivo, brutto, allora devo avere i pensieri positivi, non i pensieri negativi, stai creando delle regole che sono analoghe a quelle là Sì, fuori. sì. Sì, 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 sì. Non hai Ma cambiato infatti guarda, assolutamente niente. è un punto centrale questo. Infatti, per esempio, per me, per il tipo di spiritualità che seguo io, l'impegno sociale è fondamentale, cosa che tanti invece dicono: "Ah no, bisogna assolutamente vivere nel flusso". No, il flusso lo creiamo noi, con i nostri pensieri, con le nostre parole e con le nostre azioni. Quindi, qual è la vera spiritualità? Io le persone che ho intervistato, ultimamente ho intervistato Laura Fezia, lei è una persona che si proclama spirituale, però poi fa vedere tutte le magagne della Chiesa cattolica. Quindi voglio dire, ci sono spirituali e spirituali, bisogna Certo. capire chi veramente, diciamo, secondo me segue la tradizione, quella che dei maestri dei Veda che dicevano che nell'era dell'Acquario ci sarebbe stato il risveglio dell'umanità e saremmo andati verso una nuova era, e quelli che invece hanno preso il concetto di nuova era e lo hanno trasformato per il grande reset. Guarda che l'hanno fatto anche con la teoria di Darwin, Certo, certo, che assolutamente, hanno che diventa, manipolato. certo, che viene presa e viene utilizzata a livello sociale in maniera distorta. La teoria di Darwin è ancora una teoria, prima di tutto, Certo, non è mai stata dimostrata. E poi è servita al periodo dell'industrialismo per dire che quelli più forti vanno avanti e quelli piccoli devono soccombere. È stata certo. usata per questo. Ecco perché i libri di storia, i libri di scienza vanno tutti riscritti, ecco perché è nata la libera università. Noi stiamo facendo questo praticamente. Mh. Tornando Allora, alla abbiamo domanda, parlato del futuro, abbiamo parlato del presente, parliamo un po' del passato. Eugenio, ma dimmi un po', ma da bambino, mh, per essere l'uomo che sei oggi, mh, come manifestavi la tua divergenza? bella domanda. Ma guarda, io so' sempre stato quello strano. Eh, Cioè, a già scuola lo ero so. quello strano, ero quello però poi, arrivava il professore, andava da mia madre e gli diceva: "Però, lui è quello con l'occhio aperto in una classe di ciechi, nonostante non si impegna. È intelligente ma non si impegna." Eh, l'hanno detta anche di Shakespeare, non ti Ah sì? preoccupare. Ah, bene, bene. Non so, io, non so, a me io quando ero bambino trovavo attraente il telegiornale. Cioè, non lo so, ad esempio così, manifestavo la mia diversità probabilmente. Mhmm, è una domanda difficile questa, nel senso che dovrei ricordarmi io come ero percepito dagli altri Eh quando beh, avevo una certa età.
ci hai dato già un buon quadro. In realtà quello che io voglio dire è che comunque divergenti si nasce, perché Mh, noi come anime abbiamo una missione e i bambini sanno benissimo che cosa vorrebbero fare. Poi ci sono gli adulti che stanno dormendo e non glielo permettono. Tu mh, sei stato fortunato che hai avuto una madre probabilmente che un pochino ti avrà assecondato, se sei mh. diventato anche, Eugenio Miccoli, quello che quello che Ma secondo me a un spacca. certo punto c'ha perso le speranze più che Ecco. assecondato, nel senso che, dopo aver preso bastonate, stampellate, lei rotta le mani addosso a me, a un certo punto c'ha pure un attimo rinunciato evidentemente. Sì, comunque parlando con un altro mio amico probabilmente ragionavamo su questa cosa. C'è qualcosa nella tutti nasciamo così secondo me, però Mh. c'è qualcosa in alcuni che nel processo di condizionamento va storto. E Allora quindi guarda, sì, Hillman, James Hillman, parla della ghianda, cioè ci sono la chiama la ghianda, che è il certo, talento, no, che se noi abbiamo animicamente siamo forti, riusciamo anche ad andare contro, diciamo, tutti i condizionamenti, perché poi di quello ci occupiamo, tu lo sai, con Scuola Agile. mh-mh, Invece ci sono quelli più fragili che hanno bisogno di fare altre incarnazioni per liberarsi. Ecco, tra l'altro, altra cosa importantissima, si stanno incarnando tante anime evolute nella nostra era, quelli che vengono chiamati bambini indaco, bambini arcobaleno, bambini cristallo. È probabile che noi siamo questa gente qua, cioè persone che comunque vengono qui, hanno una missione ben chiara e la fanno a qualsiasi costo. mh. Chiaro, Ma no? guarda, io più che altro, provo a metterla non è che non sono d'accordo con quello che hai detto, però provo a fare giusto il dibattito per provare a essere non in disaccordo, ma, dare una visione differente. Io pongo più l'ipotesi che in realtà questo sistema che ci vuole così omologati non sia così perfetto come ce lo fanno credere. È così, E è quindi così. e quindi poi arriva il momento in cui magari c'è un essere vivente, un essere umano che si muove in questo mondo e effettivamente sente più forte l'esigenza di essere libero nel muoversi piuttosto che nell'essere accettato da un certo tipo di visione di mondo. No, ci E sta. quindi e quindi è lì che il sistema manifesta tutte le sue carenze, ma un po' come in Matrix dice l'architetto a Neo, cioè, Mh. noi possiamo fare tutto perfetto, però poi alla fine l'anomalia esce sempre. E abbiamo trovato anche il modo di riassorbire l'anomalia, però poi capace pure che va diversamente. Mh-mh. E, fondamentalmente quei bambini indaco di cui parli tu, possiamo io, provo, magari faccio un azzardo, però si può fare un parallelismo appunto con le anomalie dei Matrix, no, Sì, con sicuramente, sicuramente, anzi loro temono perché se ne stanno incarnando sempre di più. Il fatto che a questi bambini vengono imposti, non voglio dire cosa, mh, però tu capisci benissimo, dici pure. ti fa capire quanto temono i bambini. E il Mh, bello e io guarda, sono un po' streghetta, lo sai, io sento tutta la fragilità di questo sistema. Cioè a mh-mh, me queste persone fanno pena, perché tutta questa cosa che stanno facendo, tutta questa macchinazione, questo teatrino, questo film, come diciamo, no, mh-mh, è proprio la manifestazione della loro fragilità, perché loro cosa fanno? Loro introiettano la paura nelle persone, facendo immaginare loro lo scenario peggiore. mh-mh. In questo modo, dato che l'essere umano è una potenza incredibile, con questa immaginazione attuano i loro piani. Ecco perché noi dobbiamo creare controforme pensiero diverse, perché siamo noi che creiamo la realtà. Quando ci rendiamo conto di questo, abbiamo la nostra vita e le briglie in mano, capisci? Sì, questa cosa che dici è anche rafforzata dai fatti nel momento in cui si vede, ad esempio, come stanno intervenendo a livello ideologico soprattutto sulle generazioni più giovani per quanto Sì, riguarda tutto l'aspetto del green. è Ne abbiamo terribile. noi ci siamo conosciuti in quel contesto lì, quando noi abbiamo fatto con Arnaldo Sì, sì. abbiamo fatto quella messa in scena, diciamo, di quella ipotesi di Quello futuro. spettacolo bellissimo, tra l'altro hai visto che ho insistito per farlo pure da Sì. noi al teatro che avevamo in affitto noi. Sì, sì, assolutamente, bellissima esperienza.
Ehm, e c'è questa manipolazione nei confronti dei giovani, soprattutto perché è quella fase di vita dove si svegliano determinati istinti, diciamo, no? Sì, Determinate energie che poi vengono anche lì manipolate in maniera allucinante dall'ideologia gender in questo momento, ad esempio, esatto, esatto, fluid, eccetera, esatto. eccetera. E effettivamente quello che dice è molto supportato dai fatti guardando queste cose qui. Quindi sul piano delle energie sessuali e della identità sessuale ti scombino le idee il più possibile, come riesco a scombinarti il più possibile in modo che tu non ti senta mai a posto. Dall'altra parte ti do la possibilità di sfogarti su una battaglia che è totalmente inesistente, perché poi vediamo in realtà, cioè gli stessi che finanziano e muovono Greta, poi sono gli stessi che aprono le centrali a carboni e mandano i Sì, missili. certo, certo. Quindi, E per cui secondo te cosa dovremmo fare? Secondo te, no, per come contromossa a questa agenda, che cosa faresti tu? Io lo so perché io lo sto facendo. Tu che cosa faresti? guarda, io ti posso dire quello che sto facendo. Io sto Eh, continuando a cercare di lavorare nella divulgazione, ecco, quindi nella creazione di contenuti che possano permettere alle persone di farsi dei ragionamenti differenti da quelli che vengono fatti normalmente. Dall'altra parte io personalmente, come ti ho detto, forse prima della live, non so se già mh-mh, eravamo in registrazione, ehm, mi sono spostato da Roma, me ne sono andato da Roma, quindi mi sono sottratto da un certo tipo di influenza. certo. Mi sono sottratto dal dover essere adiacente a determinati ritmi, modalità di vita E mod- vibrazioni. e vibrazioni, Io l'ho fatto assolutamente. prima di te. Certo, certo. Poi, vabbè, lo sai dove vivevo io. Sì, Sei venuta da me, bellissimo quindi posto, sì. bellissimo posto, ma comunque Roma. all'interno Mh. di una vibrazione, di un contesto di condizionamenti che comunque, se non hai una centratura estrema, accusi e anche se ce l'hai, comunque dopo un po' inizi a sbarellare. Beh, tu sai la profezia che c'è su Roma, no, la meretrice di Babilonia. No, Cioè aspetta, questa mi Ro manca. questa ti manca, Ah, Isaia, la meretri la ah, es la meretrice di Babilonia, praticamente dicono che Roma verrà rasa al suolo, mm, perché è il fulcro, l'ombelico del mondo del male. mm, Ma noi mm. lo stiamo vedendo, basta vedere che la Chiesa non è più la Chiesa, basta vedere che il Parlamento non esiste più, non Vabbè, il esiste più Vaticano è fatto su un la cimitero. e capisci? Cioè, uno poi dice: "Io alle profezie non credo", okay, non succederà, però che Roma sia un posto, un concentrato di energie, di bassa vibrazione, non ci vuole molto a capirlo, ecco. E c'è chi Quindi sta portando avanti studi sul fatto che possa già essere avvenuta una volta questa cosa, eh? sì, sicuramente, ma guarda che le cose sono non solo cicliche. Io adesso noi facciamo i corsi di Nicola Bizzi di storia e Mhm, lui sostiene che siamo alla quinta umanità, per mhm, esempio. mhm. Quindi sai, noi viviamo brancoliamo nel buio in realtà, infatti, il messaggio che do sempre è: non è che si può salvare la scuola così com'è, si può sicuramente però salvare l'educazione, Mm, l'informazione, lo studio, la conoscenza, quello sì. Però dipende da quanto ti impegni in questo campo, perché se certo. continui a mandare tuo figlio a scuola, lì la scuola è ormai semplicemente un posto dove vengono indottrinati i ragazzi. Questo è. Sì, lo è sempre stato, Però adesso di più. adesso in maniera ide- Plateale, ma- manifesta. più che altro io credo che lo sia sempre stato in maniera manifesta, perché comunque la scuola è sempre stato ehm, diciamo una fabbrica di persone ideologizzate fondamentalmente e educate al lavoro. C'erano però anche dei C'erano veri però anche studiosi, persone, delle persone che veramente credevano nella missione. Nascono delle anime che sentono la missione di insegnare, insomma io li conosco, quindi posso certo. dire che ci sono, però va detto che il meccanismo così com'è è comunque in Italia guidato da 3L, che è Sì, però l'associazione. credo che anche adesso continuino ad esserci fortunatamente, raramente, alcune persone che Sì, sì, comunque hanno a cuore sì. alcune È cose, o così. comunque che non sono totalmente allineate a una certa ideologia.
è così. Però sì, questo tipo di ideologia è molto, come si dice, "strisciante", tra virgolette, è molto, subdola, e Sì, sì, quindi spesso le persone la interpretano senza neanche rendersi conto. Cioè, quando io ad esempio negli anni passati ho visto che una associazione importante che faceva un certo tipo di formazione, con progetti, di scuola all'aperto, diciamo, non voglio entrare sì. troppo nel dettaglio, Mh. fare una partnership con Natura Sì, e lì io sono rimasto male. Perché sei un ingenuo. Lo so, lo so, Io ti avevo messo in guardia. Cioè lo so. ci sono persone che mi dicono: "Adele, ma tu fai le profezie, perché mi Mh. dici delle cose molto prima", lo so, ma è pure la mia vecchiaia e la mia esperienza Ora ho che mi fatto un esempio, poi tante altre cose magari, immagino, possono immagino. farti rimanere male su questi discorsi qui. Però quello è giusto un esempio che ti fa capire che evidentemente c'è un po' di confusione sulla direzione da Sembra dare a che ci sia la determinati confusione, invece non c'è. Quelli che c'hanno le idee chiare, c'hanno le idee chiare e quelli che te la vogliono confondere lo fanno per secondi fini, quindi, non eh. sposo questa idea. Quindi sono Comunque, più battagliera su questo. tornando a noi, divulgazione, provare a sottrarsi dai condizionamenti il più possibile, anche se poi ricordiamoci che questo è il più grande Esatto. condizionamento che noi riceviamo ormai adesso tutti i Sì, giorni, sì, e sì. io lo subisco particolarmente facendo il lavoro che faccio, È chiaro. ovviamente. Anch'io però, Immagino, immagino. E, e poi provare a lavorare su se stessi, sulla presenza, sull'essere un minimo esempio anche per i propri figli di che cosa vuol Sì. dire essere presenti senza doverlo spiegare. Sì, Cioè, sì. Essere esempi, esatto. diventare esempi. Secondo me questa è una delle chiavi più importanti. Certo, anche nei difetti, anche Sì, negli errori penso sia nell'umanità. giusto. Assolutamente. Va bene, il nostro tempo sarebbe finito. Io l'unica cosa che vorrei ricordare è il grande merito, insomma noi ti dobbiamo sicuramente ringraziare perché sei stato il primo, posso dire, blogger che ha dedicato attenzione alla nuova pedagogia in tempi non sospetti. Quindi questo merito te lo prendi tutto, Eugenio. Grazie, mi fa piacere. Poi non nascondo che, cioè, diciamo, ti sei ben proposta nel momento in Grazie. cui hai ben proposto il progetto, nel momento in cui ci siamo incontrati, perché poi hai trovato, diciamo, i nervi scoperti giusti, Eh beh, di sono Eugenio. streghetta. E quindi ci siamo trovati subito in sintonia su quelle cose lì. Ti Io ringrazio, adesso vi aspetto in Sardegna. assolutamente, assolutamente. E Grazie mille. poi in giro per il mondo ci continueremo a vedere perché non è finita qui. Assolutamente, spero di poterti raggiungere dove ti muoverai. Va Grazie e in bene. bocca al lupo. Grazie anche a Gra voi e vi porto nel cuore. Alla grazie. prossima. Ciao.